Sanità veneta, continua l'ostruzionismo delle opposizioni in regione. Una situazione di stallo che sembra non avere fine, che continua a indignare i cittadini, come ha testimoniato una telespettatrice oggi a Sveglia Veneti. Al signor Sindaco Piazza. Allora, lei deve fare una cosa subito, Sindaco, per dimostrare che lei fa e può fare. Lei oggi va a bere il caffè con la Moretti e che dice che smetta di fare la battaglia contro la sanità, perché non se ne può più. Allora, tutte le persone hanno la necessità di avere una sanità buona. Il fatto dell'opposizione dura e cruda non porta a niente, quindi gentilmente lei che può, perché è dalla sua parte, faccia capire che ai veneti non fa bene questa cosa qua. Pronta la risposta del sindaco, tra l'altro convalescente dopo una degenza in ospedale. Ne approfitto di questa telefonata della signora Giannina dicendo che ha ragione quando parla della sanità e che qualcuno del nostro gruppo ha criticato la sanità in maniera secondo me non del tutto corretta. Sindaco Piazza che spiega così la contrapposizione sulla riforma che non deve influire sulla qualità sanitaria del Veneto. Direi che bisogna distinguere i due livelli. Come sempre da buoni veneti cerchiamo di fare del nostro meglio. C'è un'idea che ha Zaia e c'è un'altra idea che ha il PD. Però sul quale si può discutere, non lo facciamo oggi, però se dovevamo dire dove voto andare a curarte, fammi un piacere Veneto. Perché, e dobbiamo dirlo, perché ancora la sanità è una delle robe più, perché lo senti, lo respiri quando sei dentro.